Andrà tutto bene. Lo abbiamo letto ovunque. Lo abbiamo visto scritto ai balconi con tanto di arcobaleno. Sono state dedicate canzoni per dire e ripetere che andrà tutto bene. Ma era semplicemente un auspicio, un augurio dettato dalla stanchezza e dalla paura. Era l'attesa della gente, un'altra attesa purtroppo tradita dalle circostanze e tradita soprattutto dalle decisioni che sanno di ridicolo e che scatenano la legittima reazione di chi proprio non ce la fa più. Parliamo dei commercianti scesi in piazza a Roma con rabbia, anche se gli infiltrati hanno guastato una protesta più che legittima e sacrosanta, perché è assurdo aprire le scuole in zona rossa come a Palermo e tenere i ristoranti chiusi. Non è certo un provvedimento che si può accettare a cuor leggero. Dal nuovo governo ci si aspettava una svolta che non è arrivata e anche sul piano vaccinale si dimostrano delle gravi carenze con gli italiani costretti a convivere ancora con la paura e lo stress. Quando serviva il pugno duro per fronteggiare l'emergenza e far rispettare le ordinanze agli imbecilli, in ogni parte d'Italia si è dimostrata l'assoluta incapacità di intervenire con rigore. Così si è andati avanti facendo pagare il conto principalmente ad una sola categoria, quella dei ristoratori, costretti al collasso. Anche i commercianti di Palermo sono sul piede di guerra, lo potrebbero essere anche quelli di Agrigento. A questo punto si dovrebbe spiegare meglio il perché un ristorante a Roma, come a Palermo o Agrigento, non possa aprire nel pieno rispetto delle regole, mentre un'aula scolastica può rimanere aperta. Andrà tutto bene? Per niente, perché va malissimo e anche con l'avvento di Draghi è come tornare indietro piuttosto che andare verso l'uscita del tunnel.